Buongiorno, ben ritrovati, buon sabato con Focus TG. Una mattinata molto difficile per chi doveva spostarsi in treno, anche in Veneto c'è stato un importante guasto elettrico al nodo di Milano, nelle direttrici Milano-Venezia, Milano-Bologna, Milano-Roma, Milano-Torino, insomma molto pesanti i disagi. Vediamo Trenitalia, guasto la rete elettrica in graduale ripresa. In questo momento la linea Milano-Venezia, che è quello che ci interessa particolarmente, lo vediamo dal sito del Gazzettino, la situazione appunto del Veneto, ritardi, limitazioni e cancellazioni dei treni ad alta velocità che si sono registrati appunto anche alla stazione di Venezia Santa Lucia a causa del guasto della linea sulla zona del capoluogo lombardo. Diverse le cancellazioni e in questo momento stanno riprendendo gradualmente, sta riprendendo la normalità a Venezia e Mestre, però certamente i disagi continuano a essere molto importanti. Trenitalia questa mattina addirittura sconsigliava ovviamente di mettersi in viaggio in treno per evitare proprio questi disagi. Più tardi allora cercheremo di fare un punto della situazione con il nostro Filippo Fois da Venezia e da Mestre. Come dicevamo, l'ultima notizia è che i convogli sono in graduale ripresa, ma evidentemente graduale significa che ci vorrà del tempo per ritornare alla circolazione normale. Tutto questo per un guasto, dicevamo, elettrico nel nodo, diciamo, ferroviario di Milano. In corso ci sono le verifiche. Insomma, una mattinata difficile per i tanti pendolari che si spostano in quella direzione. E adesso invece andiamo a Due Ville, a Vicenza, e parliamo di un clamoroso furto che c'è stato in un supermercato, un colpo, pensate, da 50.000 euro. Ladri acrobati che poi quasi per beffa hanno addirittura stappato dello champagne rubato ovviamente al supermercato per festeggiare in qualche modo il colpo. Si è occupato di questa vicenda per noi Daniele Garbini insieme a Simone Squarcina, che poi ha raggiunto anche il vice sindaco di Due Ville. Sentiamo. Un furto da 50.000 euro, a tanto ammonta il malloppo che è stato portato via dal supermercato. Siamo a Due Ville, siamo nei pressi dell'autostrada, il casello dell'autostrada Valdastico. In questo momento proprio la preoccupazione delle forze dell'ordine, i carabinieri in particolare, stanno facendo proprio la caccia all'uomo di quelli che hanno portato via questo bottino in contanti. Ricordiamo, nei giorni scorsi si sono calati di notte proprio facendo un buco nel tetto e si sono introdotti negli uffici, praticamente scassinando la cassaforte con probabilmente un flessibile, e alla fine si sono usciti insomma dalla porta posteriore senza insomma che qualcuno vedesse, tranne i dipendenti alla mattina che si sono resi conto di quanto era avvenuto. Insomma, un fatto clamoroso di cui non si è data notizia proprio perché si cercava di riuscire a risalire ai responsabili. Ancora adesso insomma c'è la ricerca di chi può essere stato. Con me infatti in questo momento il vice sindaco e anche delegato al commercio Giovanni Soranzo. Buongiorno. C'è Giovanni Sorzatto, e delegato anche alla sicurezza come delega del comune. Ecco, in questo caso l'importante che un segnale è di preoccupazione per il comune. Sì, sicuramente preoccupazione sia per la proprietà, visto che c'è stato questo furto, questo bottino, ma al di là del furto credo che siano più alti i danni che hanno provocato alla struttura, e preoccupazione anche per i cittadini, che poi questo fatto ha riflessi sulla sicurezza all'interno del territorio cittadino. Ecco, fatti del genere sono successi ancora, proprio le dinamiche particolari di questo è un caso unico? Il furto ai supermercati è una cosa abbastanza comune, forse la modalità costituisce novità in questo caso, perché il fatto di calarsi dal tetto e come hanno operato sicuramente è una novità. Ecco, diciamo anche per il colore pare che abbiano pure brindato prima di uscire stappando 2 bottiglie, vero? Questo è quello che si è reso noto o è notizia pubblica. Non entro nel merito sul fatto che abbiano brindato, io resto sempre nella posizione della preoccupazione, perché
perché comunque il fatto è grave, non tanto per i numeri quanto sul fatto della sensazione di mancanza di sicurezza sul territorio. Ecco, a proposito di questo, com'è la situazione qui in comune? Beh, allora, come amministrazione ci siamo attivati subito, anche nei mesi precedenti, al di là di questo furto, perché si sono verificati vari episodi di furti alle abitazioni, quindi come amministrazione abbiamo aumentato le telecamere, investendo ulteriori 150.000 euro, abbiamo aumentato il numero delle ore di illuminazione pubblica, abbiamo sottoscritto una convenzione con l'Associazione Nazionale dei Carabinieri in congedo che ci garantiscono 2 serate di vigilanza e abbiamo stilato un accordo con delle primarie compagnie che installano sistemi di allarme in modo che i cittadini abbiano la possibilità di installare nelle proprie abitazioni dei sistemi di controllo, di sorveglianza. Ci stiamo attivando anche sul controllo del vicinato, che è l'altro strumento molto importante. Insomma, la preoccupazione è alta, noi come amministrazione ci stiamo adoperando per garantire nei nostri limiti, nelle nostre possibilità, quanto è necessario. Questo dunque accade a Due Ville. Spostandoci su Vicenza, sempre in provincia, la preoccupazione per la sicurezza porta a confermare anche per tutto il 2025 l'operazione Strade Sicure in città. Strade Sicure per Vicenza, insomma, è stato rinnovato il servizio. Ecco, una buona notizia per la città. Non una buona notizia, una grande notizia, ed era ora che le strade fossero più sicure, soprattutto per i cittadini che si muovono anche nelle ore serali e anche durante il giorno, visto le situazioni che abbiamo questo ultimo periodo. È una buona notizia, sì. Ecco, sì, sono contento. Perché allora? Perché dà un senso di sicurezza in caso di bisogno. Bene, dovrebbero girare anche un po' fuori, in periferia. Ecco, a lei cosa pensa riguardo? Io penso che potrebbero camminare anche a piedi, che forse a piedi si vede di più che non in macchina. Ottima di servizio, solo che effetto che si parla tanto di inquinamento con queste camionette che sono un po' datate, forse esalano più tanto anidride carbonica, eccetera, gas vari. Sì, certamente è una buona notizia. Speriamo che effettivamente dopo la città migliori e si diventi più sicura anche per le nostre ragazze soprattutto. A me piacerebbe che frequentassero di più la città. Incrementare la sicurezza sicuramente è una cosa positiva per la città, è un buon segno, un bel segnale, e soprattutto per le donne di sera. Sì, una cosa incredibile, perché bisogna mettere paura alla gente, e allora mettiamo anche l'esercito, tra poco mettiamo anche i carri armati e così siamo sicuri. Cosa utile, penso che siano tutti più contenti, insomma, se c'è una situazione più tranquilla di sicurezza, per cui bene, bene. La presenza delle divise in qualche modo rassicura. Ecco. Sì, diciamo di sì. Lei sul punto. Io non ho paura a uscire, comunque sì, mi sembra una cosa positiva. Penso che comunque sia una buona cosa, un pattugliamento in più per la tranquillità della città, sicuramente, perché vale per tutte le città. Penso anche che il servizio militare andrebbe ripristinato per queste cose, non insegnare a fare la guerra, ma insegnare a tenere sotto controllo, diciamo, la città, le città d'Italia e tutto. Anche in evenienza di qualche, diciamo, terremoto, via dicendo, la forza militare è quella che conta. E allora il bisogno di sicurezza è un bisogno chiesto a gran voce anche dai residenti di Treviso. Abbiamo raccontato ieri, lo rivedremo fra poco, di furti continui, e una zona particolarmente colpita è quella di Santa Maria del Rovere. Gli ultimi colpi proprio qui. Christian Arboit, buongiorno Christian. Buongiorno Nicola, a te e a tutti i telespettatori di Rete Veneta, anche da parte di Alberto Pivetta, che sta curando la parte tecnica e vi mostra la lavanderia e la finestra dalla quale appunto sono entrati i ladri ieri sera. Siamo appunto in Santa Maria del Rovere, in via 55° Reggimento Fanteria. La zona di Santa Maria del Rovere è particolarmente battuta
vissuta in questi giorni, ve lo stiamo raccontando quotidianamente attraverso i nostri telegiornali. Anche ieri sera il furto al ristorante Carbone, diversi negozi di parrucchieri nel mirino. Stavolta sono entrati in un'abitazione. Siamo, quella che vedete è la lavanderia di questo appartamento di un condominio, è un piano rialzato, quindi non siamo al piano terra. Qui con me, abbassiamo la telecamera perché ci ha chiesto un po' di privacy, la signora Patrizia Grillo, che ringrazio, che ci porta la sua testimonianza. Lei, signora Patrizia, è rientrata a casa ieri sera verso le 8:30. 8:30, sì, verso le 8:30 e sono rientrata da lavoro, ho aperto casa, vado per posare le chiavi nello svuotatasche e vedo già da là vedo che c'erano dei documenti tirati fuori dal primo cassetto. Lì per lì non ho capito, ho detto forse mio marito cercava qualcosa, ma poi dando un'occhiata verso la camera da letto, perché ce l'ho ben visibile, ho visto tutto l'armadio aperto e ho dato occhiata e c'era il disastro totale. Disastro totale. Nicola, Alberto Pivetta ti sta inquadrando la porta dalla quale è entrata la signora, la porta d'ingresso, quindi con ogni probabilità lei, signora, ha inserito la chiave nella toppa e ha allertato, allarmato il ladro o i ladri che erano in casa. Questa è la sua sensazione? Sì, la mia sensazione è questa, che loro, perché penso che cercavano i contanti. Io avevo qualcosa che tengo di solito a casa di contante in quel cassetto che loro avevano rovistato, ma non hanno avuto il tempo di prenderla perché i soldi sono rimasti lì. Loro sono scappati perché sono andati via dalla finestra della lavanderia. Poi è arrivata la polizia, abbiamo cercato di capire da dove fossero entrati e si è visto che erano entrati proprio da lì. Quindi non ci sono effrazioni, ma lo potete vedere dalle immagini, non ci sono state frazioni insomma significative. Sì, penso con un cacciavite, con qualcosa hanno scardinato il metallo della vetrata, ma per il resto no, da nessuna parte delle camere c'è stata un'effrazione, infatti non si capiva come fossero entrati a casa. Inizialmente avete fatto fatica, insomma, a capire la dinamica. Sì, inizialmente abbiamo fatto fatica perché la finestra era stata rimessa a posto, era chiusa, quindi ma da dove sono entrati non si capiva da dove fossero entrati. Poi abbiamo visto, alla fine la polizia dice aspetta, faccio un altro giro, e ha visto che erano entrati di là, e io andando lì mi ero accorta che delle cose che io avevo lasciato sulla lavatrice erano state spostate, quindi loro sono saliti da lì sulla lavatrice e entrati in camera da letto. Quindi probabilmente in due, perché lo ripeto, siamo in un piano rialzato e quindi magari due persone per entrare ci vogliono, uno che ti fa da scala e l'altro entra. Lei si è fatta un'idea su chi? Nel senso, forse Per me dei ragazzetti, non più dei ragazzetti, perché un professionista prima di tutto non ti fa quel danno. Zingari, ragazzetti, perché tirare fuori tutta la biancheria dall'armadio, tirartela a terra, buttare documenti per aria, e poi la cosa strana, i soldi là, tirate fuori i documenti, non vi portate i soldi, per cosa siete entrati? Cioè, sono stati disturbati dal mio arrivo. E un professionista no, per me non si comporta così, non va a tirare fuori dalla cesta dei vestiti. E lei, tra l'altro, signora, ha passato la notte a pulire, è andata a letto alle 3. Certamente, ho dovuto raccattarmi tutta la biancheria, portare in lavanderia da lavare di nuovo tutto quanto, documenti, essere sistemati tutti i documenti, alle 3 di notte sono andata a letto e stamattina piano piano stiamo cercando di mettere tutto in ordine di nuovo. Abbiamo fatto venire l'operaio per sistemare. Senta, la fortuna, signora, è che non se li è trovati davanti, perché questo è stato il rischio. Però è stata una brutta, ma brutta sensazione, soprattutto vedere tutto aperto dell'armadio, tutta la biancheria, tutte cose, ti senti proprio violato nella tua privacy. Questa è stata la cosa che mi ha pesato di più. Senta, signora, lei è a Treviso da diversi anni, la reputa una città come la reputa? La reputa tranquilla? Io mi sono sempre trovata bene in una città tranquilla, non ho mai avuto problemi di nulla.
Cioè, è capitato, è successo, ma già si sapeva che erano in giro. Io non è che dico che è la città che provoca queste cose, no, purtroppo siamo pieni di etnie, quindi si può aspettare qualcosa del genere. I ragazzini, le persone non sanno più cosa vogliono. Lei tra l'altro in passato aveva già subito un furto, non qui ma tanti anni fa a Catania sì, l'avevo già subito un furto in appartamento, allora sì, allora è stato un professionista. Ed è anche un po' una ferita che si riapre, quel senso di poca sicurezza. Esattamente, la sensazione è sempre quella, però quello era un professionista, non ha fatto quello che hanno fatto questi. Quelli è andato a colpo sicuro, ha aperto, è stato delicato, ha appoggiato tutto sul letto e ha portato via tutto quello che c'era. Signora Patrizia, la ringrazio davvero per questa sua testimonianza. Ecco Nicola, questo è quello che succede in questi giorni, soprattutto in questi giorni, in questo angolo di Treviso, quindi siamo a Santa Maria del Rovere. Per il momento è davvero tutto, con Alberto Pivetta ti restituisco la linea. Grazie a Cristian Arboit. Allora, solo ieri, lo ricordava anche Cristian, l'abbiamo raccontato a zona Sant'Artemio, ma anche vicinissimo a dove si trovava oggi Cristian, di negozi colpiti, a partire da un ristorante dove hanno rubato, pensate, anche le offerte per Adval. Allora il racconto, il viaggio di Marta Marangon nella zona assediata dai furti. Il fondo cassa, i soldi di alcune cene natalizie, il contenitore con le mance per il personale e addirittura la cassettina con le offerte per l'Advar, per l'assistenza ai malati terminali. Sconcerto e rabbia al ristorante Carbone in via Caldibreda a Treviso, quando i titolari hanno scoperto che durante la notte dei ladri sono entrati nel locale dopo aver forzato una finestra che si affaccia proprio sulla strada. Si sono diretti verso la cassa, qua come potete vedere hanno portato via praticamente tutto, perfino il cassetto delle monete, dove sotto c'erano anche soldi di fondo cassa per delle cene che mi avevano già pagato, dei buoni che mi avevano già pagato per delle cene. Hanno portato via la cassetta dell'Advar, che questa è una roba oscena, e i soldi delle mance delle ragazze. C'erano 2 cartoni di vino, si sono portati via solo questi 2 cartoni di vino. I ladri sono poi saliti al piano superiore dove hanno arraffato un computer, poi sono scappati. Il bottino è di circa 650 euro, oltre ai danni all'infisso. Sul posto la polizia e gli esperti della scientifica che hanno rilevato le impronte lasciate dai ladri. Professionisti di un certo livello non sicuramente, perché con il valore di carne, di bottiglie, di tutto quello che noi abbiamo avrebbero potuto fare molto di più. Questo è un atto di vandalismo e magari per raccattare solo i pochi spiccioli che sono riusciti a trovare, insomma. Pochi, che per noi insomma comunque è l'incasso di una serata e questo fa male. Il ristorante, molto apprezzato a Treviso, il locale iconico del rugby di Marca, l'altro titolare, Mauro Vendramin, giocava nel Benetton e nella Nazionale, si è trasferito dalla Ghirada in via Caldibreda da 8 anni e mai era successo nulla fino a pochi giorni fa, quando la zona del Sant'Artemio ha cominciato ad essere bersagliata dai ladri. Noi andiamo via la sera, che è anche tutto buio, e abbiamo paura, siamo terrorizzati. 2 giorni fa erano stati comunque nelle abitazioni qua vicino. Questa effettivamente una volta era una zona tranquilla, cioè ci abita anche il prefetto qua, è sempre stato sotto controllo tutto. Adesso non gliene frega niente, saranno vandali, drogati, non so neanche cosa posso dire. Comunque è mortificante insomma per noi sapere che noi dobbiamo riaprire, andare avanti con il nostro servizio e siamo in questo stato d'animo così, insomma, che ti dispiace proprio, non hai più la voglia di capire. Uno fa sacrifici e dopo viene ripagato così. Questa mattina la mia collaboratrice, a meno un quarto alle 9, sono arrivati e abbiamo trovato la finestra sfondata. Sono passati in 25 centimetri della finestra, e hanno rubato. Hanno forzato la finestra aprendo l'anta ribalta ed incredibilmente sono riusciti a passare dalla fessura entrando nel salone di parrucchiera Melanie in viale Felicent a Treviso. I ladri si sono diretti subito alla cassa rubando tutti i soldi e poi sono scappati dallo stesso pertugio da dove erano entrati. Stesso copione, 500 metri di distanza in linea d'aria dal ristorante Carbone razziato nella notte, molto probabilmente la stessa banda. Anche qui i malviventi hanno lasciato parecchie impronte sulla finestra, anche qui
cui è intervenuta la scientifica per i rilievi. La polizia sta conducendo le indagini sui furti e nell'ennesima attività colpita monta la rabbia. Ora che le forze dell'ordine abbiano il potere di poter reagire, perché sanno anche chi sono e non possiamo fare niente. Il salone nuovo di Zecca, titolari e dipendenti sono scosse per quella che considerano una vera e propria violenza. È da aver paura uscire alla sera e insomma, se non siamo liberi neanche nel proprio posto di lavoro, dobbiamo cosa pensare di dormire in negozio? Cioè, non lo so. Ma in questi giorni è tutto il quartiere ad essere preso di mira. 50 metri più avanti i ladri hanno tentato di entrare in un altro negozio di parrucchiere. Ho il negozio qua da Treviso da 33 anni ed è la prima volta che tentano di entrare qua in Viale Fellicent, qua a Sant'Artemio, qua nel mio negozio. Fortunatamente non ce l'hanno fatta, hanno tentato di entrare qua che mi hanno rovinato il serramento e anche dalla mia vicina qua a fianco. I malviventi infatti dopo il tentato furto del parrucchiere hanno cercato di forzare anche l'ingresso del negozio a fianco come qualche giorno fa avevano fatto in una vicina pizzeria. Vuol dire che stanno battendo la zona probabilmente, forse qualche più controllo, anche perché siamo in un quartiere un po' dimenticato dalla zona, siamo l'ultimo quartiere di Treviso, mezzo di Treviso e mezzo di Villorba, dunque siamo un po' nella terra di nessuno. Dalla situazione di Treviso, scusate, a Padova, dove proprio la questione sicurezza spinge il comune a un'ordinanza antinomadi, chiamiamola così, in zona Stanga. Buongiorno Chiara Gagliani. Nicola, buongiorno ai telespettatori. Sì, ci troviamo, come dicevi, in zona Stanga a Padova, siamo a ridosso del Fagiolo, per chi conosce la città del centro commerciale, diciamo uno dei più grandi sicuramente della città. Da Vianelli adesso è arrivato al problema dei nomadi, prima ci diceva così Paolo Manfrin, che ringrazio, presidente del comitato Stanga, con noi anche Roberto che è un residente. Che cosa è accaduto? È da oltre un anno che 5-6 camper di nomadi stazionano in tutte queste zone a ridosso appunto del Fagiolo della Stanga. Varie volte i residenti hanno chiesto al comune un intervento che è arrivato. Ieri un'ordinanza della polizia locale che vieta la sosta di mezzi superiori ai 5 metri nei parcheggi pubblici liberi di quest'area. Un'ordinanza che voi sperate davvero che venga applicata, che possa fare qualcosa? Qui si è arrivati, ormai siete esasperati, Paolo Manfrin. Dopo un anno di proteste, di lamentele, di segnalazioni, pare che qualcosa si sia mosso da parte del comune. Calcoli che qua ci sono, questo noi lo consideriamo il quarto campo nomadi nel largo di qualche centinaio di metri. Speravamo che dopo Vianelli ci dessero un po' di respiro, ma mi pare che la Stanga è destinata a essere sempre un po' l'immondezzaio della città, perché continuano a metterci qua persone con estreme difficoltà di adattamento alle nostre situazioni. Questa è una zona residenziale che potrebbe essere un quartierino veramente fantastico. In realtà poi ci siamo trovati ad avere problemi di poter camminare sui marciapiedi, perché purtroppo i loro bisogni li fanno sui marciapiedi, le immondizie loro, nonostante hanno i cassonetti a 1 metro di distanza, le buttano tutte quante per terra. Quando siamo andati a far capire al Consiglio Comunale che questo era un grosso problema, ci hanno detto che siamo intolleranti. A questo punto il Comitato Stanga ha deciso di mettere le donne della zona a interloquire con questi signori, prima perché se lo facevamo noi maschietti rischiavamo un conflitto diretto, perché non sono molto loquaci. Secondo, perché le donne tra donne sono riuscite a spiegargli che bisognava lasciare qualcosina, l'hanno capito, ma lo capivano un giorno sì e gli altri 10 no. E poi il problema di convivenza non era semplice, perché comunque fino a una certa ora questi urlano, fanno schiamazzi sotto le case, insomma non è giusto che questo quartiere continui a soffrire perché c'è poca attenzione da parte dell'amministrazione. Ecco, noi vediamo alle spalle, grazie alle immagini di Cristian Roque Allende, che c'è in effetti un camper parcheggiato in un'area dove non dovrebbe. Fino a una decina di minuti fa i camper erano 2, è arrivata una volante della polizia, uno ha già lasciato la zona e probabilmente insomma a breve lo farà anche l'altra, perché siamo nei primi giorni di applicazione dell'ordinanza ed è proprio questo anche che chiede il comitato, che venga fatta applicare, quindi ci sia un controllo. Ma qual è un altro dei grandi problemi che denunciano i
i residenti che davvero hanno paura quasi a vivere a casa loro è quello di un aumento dei furti che avete registrato. Roberto, lei ne ha subito uno e noi. Sì, da quando hanno incominciato a stazionare questi camper, quei nomadi diciamo, che è circa un anno, io proprio l'anno scorso sono andato in ferie, chiuso tutto, e quando sono tornato ho trovato la porta blindata con 4 mandate, chiusa. Entro, ho trovato la casa rovesciata, hanno portato via l'oro, quello che hanno trovato di soldi, giubbotti, vestiti, ho dovuto andare a comprarmi anche la roba. La settimana scorsa c'è stato un altro furto, ma nel tempo ce ne sono stati altri ancora, diciamo. L'ultimo è questo in ordine cronologico, l'appartamento attiguo al mio, si sono mossi dalle 17-18 di sera e sono entrati, hanno scassato gli infissi, è entrato il figlio però un po' prima, è stato disturbato questo ladro, diciamo, perché ladri sono, è scappato, ha portato via l'oro che è riuscito e si è buttato giù dalla finestra della camera e le grondaie e via, loro vivono così. Oltre al degrado che ci provocano qua, ci hanno creato anche uno stato d'ansia, perché adesso i furti cominciano a essere frequenti. Cosa fai? Chiudi, vai via di giorno, tiri giù le tapparelle, ti tiri su e giù, uno vive male, voglio dire. L'amministrazione comunale lo sa, abbiamo chiesto tante volte che prendesse provvedimenti, adesso come ha detto Paolo, sempre che sia un provvedimento speriamo che vada in porto anche per la comunità, però come sostengo io, questa gente qua deve andare via da qua, perché la gente non ne può più. Ecco, avete sentito qual è anche l'ansia delle persone, l'esasperazione. Noi continueremo a vigilare, chiediamo anche ai cittadini di segnalarci se ci sono problemi. Li ringraziamo per la loro collaborazione, ringrazio Cristian Racchaiende per la collaborazione tecnica, Nicola da Padova, la linea può tornare allo studio. Grazie a Chiara Gaiani. Restiamo però a Padova con un nuovo tentativo di truffa ai danni di un'anziana di 89 anni. A bloccare questa truffa la figlia dell'anziana che è riuscita a far arrestare un componente della banda. Suo figlio ha provocato un grave incidente ed è in prigione, ci servono subito dei soldi per aiutarlo. È iniziata così la telefonata arrivata nella casa di un'anziana di 89 anni che vive a Padova. Per fortuna a rispondere c'era la figlia della donna che la accudisce ogni giorno e che ha subito capito che dall'altra parte della cornetta c'era un truffatore e così, con prontezza di spirito, ha retto il gioco dal telefono fisso della mamma avvisando il figlio di contattare il 113. Avrebbe dovuto incassare in un batterbaleno 9.000 euro in contanti il 21enne che dopo qualche minuto si è presentato alla porta dell'anziana. Si è invece trovato davanti gli agenti della squadra mobile della questura che nonostante un suo tentativo di fuga lo hanno bloccato e arrestato. 21 anni, residente a Modena e incensurato, per il giovane è scattato l'arresto con l'accusa di tentata estorsione. Processato per direttissima, è stato condannato a 2 anni di reclusione e al pagamento di 500 euro di multa. Un fenomeno in triste aumento che per fortuna ha trovato nella figlia dell'anziana una cittadina capace di fronteggiarlo contattando immediatamente la polizia. Ancora da Padova con controlli antidroga nelle aree più a rischio della città. Da inizio anno, pochi giorni, 4 gli arresti. Lo spacciatore più giovane ha 18 anni, il più anziano ne ha 60. Il più giovane ha solo 18 anni ed era in attesa di permesso di soggiorno in Italia, il più anziano di anni ne ha 60, vive in Italia con la famiglia e ha un lungo elenco di precedenti. Sono 2 dei 4 spacciatori arrestati da inizio 2025 dalla squadra mobile della polizia. 3 sono di nazionalità tunisina, 1 è gambiano. Lo spacciatore in erba, poco più che 18enne, è stato bloccato in via del Plebiscito, vicino a un giardino pubblico. Con sé aveva mezzo etto di droga pronta a essere venduta. Già denunciato a ottobre, per lui questa volta è scattato l'arresto. A 21 anni il secondo tunisino arrestato in via Altichieri da Zevio dopo aver venduto una dose di cocaina. La perquisizione successiva ha permesso di sequestrare altre 14 confezioni di polvere bianca e 4.500 euro in contanti. Lo spacciatore più anziano è invece stato bloccato in via di Nanni. Il 60enne nascondeva in casa 1,5 etto di eroina e alcune dosi di cocaina di cui ha tentato di disfarsi alla vista
degli agenti. L'ultimo arresto in via Melloni. Qui i poliziotti hanno sorpreso un 26enne del Gambia mentre vendeva hashish a un giovane. In casa è stata sequestrata altra droga e tutto il kit dello spacciatore. Per il connazionale che nascondeva la droga, un gambiano di 28 anni, è scattato l'arresto. Il 26enne è stato denunciato. Adesso lasciamo per un attimo la cronaca, andiamo a Bassano del Grappa, dove polemica per la installazione di una nuova antenna vicino a quella già esistente in quartiere Merlo. Ci racconta tutto Alex Giuliano. Si riaccende a Bassano il caso antenne di telefonia come quella che c'è qui in quartiere Merlo e come quella che potrebbe essere realizzata a 20 metri da quella già presente in quartiere Merlo. Spieghiamo bene di cosa si tratta insieme all'assessore ai lavori pubblici Andrea Viero, perché in area privata è stata realizzata l'anno scorso, qualche mese fa, un'antenna di telefonia qui in quartiere Merlo, al di là della strada, quindi a pochi passi. Il privato ha dato, diciamo, il suo benestare per l'installazione di un'altra antenna di telefonia. L'amministrazione comunale si è opposta, ma che cosa è successo? Sì, diciamo che nel lotto attiguo a quello esistente della stessa proprietà è stato autorizzato a INWIT l'installazione di una nuova stazione radiobase. Ovviamente il comune si è opposto a tale installazione anche perché il nostro piano delle antenne non prevede l'installazione in quella zona lì, non è considerata idonea, quindi abbiamo ovviamente annullato il provvedimento. È chiaro che poi la ditta installatrice ha fatto ricorso e in questo momento noi siamo soccombenti rispetto al TAR. Tradotto, c'è il rischio concreto che qui in questo quartiere, un quartiere oltretutto densamente abitato, vengano installate due antenne di telefonia nel raggio di 20 metri di distanza una dall'altra. Ora, al di là di tutte quelle che sono le considerazioni sull'opportunità o meno di avere due antenne vicine, c'è un problema senza dubbio di estetica, perlomeno, partendo da questo per poi andare ad affrontare tutte le altre problematiche che sono quelle legate all'inquinamento e quant'altro. Allora, è chiaro che rispetto a questa operazione noi ricorremo anche al Consiglio di Stato. Per quanto riguarda invece la parte del parere radioprotezionistico, è chiaro, noi abbiamo un regolamento specifico che fissa anche dei parametri e ogni installazione ha un parere radioprotezionistico che verifica i valori e noi come amministrazione comunale abbiamo provveduto anche all'acquisto di una centralina proprio per il controllo di questi valori. Quindi quello che possiamo fare lo facciamo per la tutela della salute dei cittadini. È chiaro che invece questa partita per noi diventa un problema che vogliamo affrontare, che vogliamo portare a termine per evitare appunto l'ennesima installazione, ma soprattutto per rendere più forte e che tenga nel tempo anche il nostro regolamento. Ecco, Assessore, in chiusura c'è il rischio proprio che questa nuova installazione possibile a così poca distanza crei problemi proprio al regolamento comunale delle antenne. Sì, al netto di questa nuova probabile antenna è chiaro che noi abbiamo un problema diffuso che è quello del nostro regolamento, che in qualche maniera cerca di contenere le installazioni delle stazioni radiobase e aggredendo questo regolamento è chiaro che la pianificazione salta e quindi non avremo più modo di controllare l'installazione di queste stazioni radiobase. Una situazione che di certo non ha reso contenti i residenti, sono tanti quelli che hanno manifestato anche via messaggio, via WhatsApp, interpellando, chiedendo aiuto alla nostra redazione. Noi continueremo a seguire da vicino l'evolversi di questa vicenda. Allora, preoccupa a Bassano questa situazione, come preoccupa in generale, non solo a Bassano ma anche a Bassano, la fine dei negozi di prossimità, i centri storici che vedono morire i negozi di prossimità. A Bassano chiude una storica ferramenta dopo quasi 50 anni. Vanessa Vanzato, buongiorno, in diretta.
Buongiorno a te Nicola, a tutte le persone che ci stanno seguendo. Già hai detto bene, chiude dopo 49 anni esattamente di vita il centro Fai da te, la storica ferramenta. Siamo proprio in centro a Bassano, in via Roma, e purtroppo non è l'unico negozio di prossimità, negozio di vicinato che è costretto a chiudere i battenti, causa spese elevatissime, ma causa anche l'online, gli acquisti online che stanno davvero spopolando e stanno mettendo in ginocchio queste piccole ma preziose attività. Come la titolare del centro Fai da te, Rita Miglioretto, dopo quasi 50 anni davvero piange il cuore, chiudere. Piange proprio. Sì. Perché siete costretti a chiudere? Le spese sono tante, gli anni ci sono e ormai basta. Lei dice tra riscaldamento? Un disastro, le spese sono tante. A cominciare anche proprio dall'affitto. Affitto e tutto il resto. Cosa significa per lei e cosa ha significato per lei questo negozio, questa attività? Ma tutta la vita. Una vita qua dentro. Certo. E dopo no. Anche perché c'è davvero di tutto. Sì. C'è un po' di tutto, però dopo tanti chiedono quello che non c'è più, quello che non vanno alla ricerca di cose che magari o dopo vengono a vedere e dopo dicono ma prendo in internet e vengono qua, fanno le foto e dopo ordinano in internet. Che magari costa un po' meno o magari chissà perché è più comodo, però... Sì, o vanno all'Eurobrico anche se nessuno dà risposta là, perché tanti dicono non chiuda, però cavoli. Non ce la fa più? No, basta. Ecco. Tra l'altro si diceva non è l'unico negozio che è costretto a chiudere i battenti. Lei parlando anche con i colleghi si è resa conto che... Sì, ce ne sono parecchi che chiudono. Qui in centro? Qua in centro no, ma anche un po' fuori. Sì, ce ne sono tanti con la mia attività. Che non ce la fanno più? No. Nello specifico la sua attività, dice? Sì. Soprattutto la sua attività? Sì. Perché? O sono stanchi o non lo so, perché le cose degli altri non è che mi vado alla ricerca. Certo. Sì, a me basta la mia e basta. Certo è che oltre agli articoli particolari che si trovano c'è anche tutto un discorso legato all'affidarsi a una persona come lei che conosce benissimo, vero? Sì, ormai sì, dopo tanti anni uno qualcosa ha imparato. Certo. Non tutto, ma insomma dai. E quindi venivano magari a chiederle anche un consiglio? Sì, chiedono e dopo tanti si fidano, tanti tirano il naso e bisogna vedere, insomma. Insomma, la signora, posso dirlo, è molto agitata, è molto timida e quindi c'è un po' anche, ecco così, di blocco davanti a una telecamera, Nicola, che è più che mai comprensibile. Certo è che si capisce, è palpabile questa sofferenza dopo tanti anni. Beh, mi spiace, ma va bene, dai. Senta, avrà più occasione per farsi qualche passeggiata adesso, no? Mettiamola così. Speriamo di sì, dai. Tanto il dolore della titolare di questa attività, quasi 50 anni di lavoro sono tanti. Adesso cosa sarà del negozio? Nel senso, adesso voi state cercando di magari vendere? Di vendere la merce, sì, se c'è qualcuno che magari è interessato, va bene. Quindi magari possiamo lanciare anche un appello? Certo. Sì. Diciamolo. Dai, se c'è qualcuno che ne ha di bisogno, noi volentieri diamo quello che... Certo. Sì. Anche perché non vada buttato, ma vada davvero riutilizzato il tutto. Qualcosa, sì, magari anche qualcuno che lo può utilizzare senza grossa spesa, perché non è che chiediamo cifre enormi, insomma. Si pensava, avete pensato voi di cedere l'attività a qualcun altro? Ma nessuno le vuole. Nessuno ha voglia di lavorare, a dir la verità, di andare avanti. E allora, pazienza, sarà quel che sarà. Sarà quel che sarà, insomma, c'è molta tristezza, c'è anche un po' di rassegnazione nella titolare del centro Fai da te qui in via Roma. Purtroppo a volte è inevitabile. Ecco, abbiamo in diretta magari Alessandro Costacurta, sono entrati i clienti in orario quasi di chiusura, però sono entrati dei clienti che, signora, chissà che davvero... Cosa dice?
No, non lo so. No. Non lo so. Non pensa che magari attraverso anche questo messaggio? No. Ma speriamo. La speranza è l'ultima a morire, però non so. Insomma, le ultime persone che entrano e che si affidano a Rita Miglioretto per un mese, l'ultimo mese di lavoro, l'ultimo mese di vita di questo centro, questa storica ferramenta di Bassano. Da Bassano, Nicola, è tutto, ti ricedo la linea. Grazie a Vanessa Vanzato, comprendiamo insomma anche il dolore di chi a lungo è stato dietro il bancone di un negozio. Allora, diceva la signora, tante le problematiche, l'età ma anche le tante spese. E allora quest'anno le bollette potrebbero costare all'intero sistema imprenditoriale del Veneto ben 1,5 miliardi in più di euro rispetto al 2024, pare un aumento del 19,3%. In totale la spesa complessiva dovrebbe toccare i 9,5 miliardi, di questi 7,1 sarebbero per l'energia elettrica e 2,4 per il gas. Queste le stime che arrivano dall'ufficio studi della CGA di Mestre. Sentiamo Paolo Zabeo. Dall'aumento delle bollette, il Veneto sarebbe una delle regioni più colpite, perché registra un volume di consumi tra i più elevati d'Italia. Ma anche le conseguenze di questi rincari sarebbero altrettanto negative. Pensiamo a un'impennata dell'inflazione che costringerebbe la BCE ad alzare i tassi di interesse. Questo chiaramente andrebbe a colpire i consumi, gli investimenti e la crescita del nostro PIL. Perciò è fondamentale mettere un tetto al prezzo del gas a livello europeo e utilizzare subito e in modo efficace i fondi del PNRR. Ricordo che entro il 2026 ne dobbiamo mettere a terra altri 130 miliardi. È una cifra importantissima che, se ben investita, può ridare slancio anche al Veneto e un futuro più sereno a tutto il Paese. Torniamo alla cronaca, prima di andare in pubblicità andiamo a Maserata sul Piave, dove il nostro Lucio Zanato ci racconta di una donna che ieri a 58 anni aveva fatto perdere le sue tracce. L'hanno trovata stanotte anche usando i droni, pensate, in una baracca vicino al Piave. Ha rischiato la vita perché dicono se fosse rimasta una notte fuori avrebbe potuto morire assiderata. Il nostro Lucio Zanato, buongiorno. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Sono con Giovanni Villardi della Protezione Civile, ma soprattutto sono, lo vedete alle nostre spalle, nel luogo dove è stata ritrovata questa 58enne. Siamo proprio in mezzo alle grave del Piave, in un luogo, devo dire, abbastanza impervio, quindi bisogna veramente arrivare qui con tutte le tecnologie possibili e immaginabili per riuscire a ritrovare questa persona, questa donna che si era allontanata dalla mattina di venerdì, tra l'altro in condizioni, diciamo, di vestiario non adeguate per passare la notte. Proprio per questo rischiava la vita. Se avesse passato la notte con le temperature di questa notte sicuramente sarebbe stato un vero problema, tanto è vero che l'hanno trovata in stato di ipotermia. Ma Giovanni Villardi è uno dei componenti della Protezione Civile di Maserata che ha partecipato ieri sera alle ricerche. Quando è scattato l'allarme, come vi siete mossi e soprattutto coordinati da chi? Buongiorno, allora ieri sera verso le 19:45 su segnalazione del sindaco è scattato l'allarme per una persona scomparsa e ci siamo organizzati e ritrovati di fronte al municipio, luogo dove era già presente un numeroso accorpamento di vigili del fuoco, i quali ci hanno divisi in squadre e organizzato praticamente le battute di ricerca. Dalle 19:45 fino alle 23 con addirittura Nicola termocamere, droni e soprattutto unità cinofila, quindi grande dispiegamento, oltre una quarantina di persone tra vigili del fuoco, carabinieri, volontari, protezione civile, insomma si è mossa veramente una macchina importante. Sì, eravamo divisi in squadre, praticamente c'erano i Carabinieri, Associazioni Nazionali Volontari e la Protezione Civile, circa 4 squadre eravamo, suddivisi dai Vigili del Fuoco e organizzati da loro. Ecco, siete partiti proprio dal ponte di Maserata, quindi un'area abbastanza vasta. E come siamo arrivati? Come siete arrivati fin qua? Come sono arrivati fin qua? Allora, i vigili del fuoco erano dotati di droni con delle termocamere che hanno vagliato e battuto la parte dell'alveo del Piave assieme a noi a piedi, e mentre in questa zona qui lavorava un drone che ha captato l'ultimo segnale telefonico inviato dal telefonino della persona,
Dopodiché praticamente con le unità cinofile hanno ritrovato la postazione. Alle 23 l'annuncio, cosa avete provato quando avete sentito per radio ritrovata? Sicuramente è una grande emozione, insomma ti fa capire che quello che fai, insomma, è una cosa positiva, è una cosa che serve. Ecco, giusto per la cronaca, la donna si era allontanata con la bicicletta, dicevo, proprio dal mattino e non in condizioni tali a poter affrontare la notte. L'hanno trovata rannicchiata là dentro in stato confusionale di ipotermia, è stata subito ricoverata, adesso è in buone condizioni e naturalmente tutto è bene, quello che finisce bene. Detto questo, da Macerata, ma soprattutto dalle Grave del Piave, proprio in mezzo alla Grave del Piave, è tutto, a te la linea. Grazie a Lucio Zanato e complimenti agli uomini della Protezione Civile, ovviamente anche ai vigili del fuoco per questo salvataggio. Il nostro Lucio Zanato che stamattina invece ha seguito la folla commossa ai funerali a Porcellengo di Paese di Marica Visentin. La vedete, la cinquantenne vittima della tragedia di Trevignano della scorsa settimana, travolta e uccisa dal furgone, a sua volta tamponato da un'auto e fu, lo ricorderete, è stata travolta e uccisa sotto gli occhi della figlia giovanissima mentre si era fermata per dare una mano alla madre con l'auto in panne. Queste sono le immagini dell'arrivo della bara e poi anche della partenza del feretro da Porcellengo di Paese. Tantissime le persone che hanno seguito l'addio alla povera Marica Visentin. Questa sera ve lo racconteremo nel nostro servizio. Noi adesso andiamo velocemente in pubblicità, ve lo dico subito, ripartiremo dalla politica e dallo scontro sempre più forte tra Fratelli d'Italia e Lega con l'obiettivo delle regionali. La Meloni è stata molto chiara, ha detto che Fratelli d'Italia è un'opzione all'interno di una discussione che avverrà con tutti gli alleati. Non si è parlato di De Carlo e guai se ne parlasse, insomma non sarebbe né corretto né nulla fare nomi oppure mettersi a discutere di questioni. De Carlo è il coordinatore regionale del partito e deve lavorare per tenere unito questo partito ma anche per tenere unito il centrodestra e quindi da qui il mio appello ad abbassare i toni e a lavorare tutti assieme per un obiettivo comune. 24 ore dopo quella che per molti è stata una blindatura, con Meloni che per la prima volta ha parlato espressamente di opzione Fratelli d'Italia per il Veneto, tocca al coordinatore regionale Luca De Carlo declinare la strategia sul territorio. Nel farlo aggiunge un tassello che dettaglio non è. Dico apertamente che bisogna cominciare a lavorare sul programma e sui programmi. Ciascun partito, Fratelli d'Italia ha già iniziato e quindi saremo in grado di presentare un programma attrattivo per i veneti, perché poi non basta scegliere il candidato, bisogna anche vincere le elezioni. Noi abbiamo cominciato a ragionare con tutti i portatori di interesse su quali siano le cose che servono al Veneto. Nessuna anticipazione sui contenuti, dice De Carlo, ma al lavoro già ci sarebbero tecnici ed esperti in attesa di condividere il testo con gli alleati. Passaggio questo tutt'altro che scontato, viste le spinte centrifughe della Lega. Se la Lega va in solitaria, cosa fa Giorgia Meloni un minuto dopo? Io credo che il valore della compattezza del governo e della tenuta del governo sia prioritario su tutto e credo che ciascuno di noi anche sui territori tenga questo in forte considerazione, per cui io non voglio neanche pensarci a una corsa solitaria di qualcuno, nostra, loro, degli altri. Insomma, prima di tutto viene la stabilità di governo, quel governo che poche ore dopo la conferenza stampa di Meloni ha impugnato la legge Campana sul terzo mandato con il governatore Vincenzo De Luca che ha parlato di una decisione contra personam. Il cortocircuito politico è servito. Anche i leghisti della campagna hanno votato contro la legge elettorale di De Luca, quindi nulla di assolutamente insensato. Io credo invece che, stante lo stato attuale, la ricandidatura dei governatori, tra cui Zaia, non è possibile. Si preannuncia quindi una fase quantomeno inedita. Anche perché si aprirà, se non c'è Luca Zaia, comunque una stagione diversa, c'è una stagione di condivisione perché non ci sarà una vittoria, presumo, senza Luca Zaia così maggioritaria come l'aveva Luca Zaia più la Lega, quindi ci saranno equilibri molto più difficili anche da gestire ma sicuramente più affascinanti. Terzo mandato o no,
i conti si fanno con l'oste, e l'oste in questo caso ce l'abbiamo noi, che si chiama Luca Zaia. L'asso nella manica resta sempre lui, che si possa candidare o meno. Per la Lega Veneta Luca Zaia è il mantra. Alberto Stefani, segretario del partito in regione, ne è convinto. Una certezza che ho è quella che Luca Zaia sarà il protagonista delle prossime elezioni regionali e sarà il protagonista del Veneto dei prossimi 20 anni. Tra l'altro la partita sul terzo mandato non è del tutto chiusa. La stessa legge Campane impugnata dal governo dovrà essere discussa davanti alla Corte Costituzionale forse tra aprile e maggio, quindi in tempo utile per nuove mosse anche in terra veneta. In ogni caso Stefani tira dritto. Chiunque al nostro posto avanzerebbe una candidatura alle elezioni regionali. Lo facciamo anche perché riteniamo necessario che il percorso dell'autonomia possa arrivare fino in fondo. Ancora più esplicito, come sempre, più di sempre, Roberto Bulldog Marcato. Se non dovesse essere la presidenza della Lega si va da soli, ma anche qui senza grandi traumi, ma sento dire ma si va da soli, non te lo lasceranno fare chi? Chi non me lo lascerà fare? Le segreterie romane? Per un leghista immaginare che debba essere Roma, che una volta ricordo era Roma ladrona, che non ci lascia fare quello che vogliamo, sarebbe la morte della Lega. In Veneto decidono i veneti, siamo adulti, siamo consapevoli, abbiamo una storia, non abbiamo bisogno di tutori romani per decidere il nostro futuro. Anche Massimo Bitonci, che a Roma è sottosegretario di peso, tira dritto. Pensiamo che il Veneto debba continuare l'esperienza di Luca Zaia, con Luca Zaia in primis, e se non dovesse esserci questa possibilità, con un altro candidato sempre della Liga. Tutt'altro che criptico il messaggio agli alleati, che sa di quanto di sfida. Vogliamoci bene lo stesso, va bene? Quindi niente da dire con i colleghi anche veneti di Fratelli d'Italia, però ognuno si peserà, ognuno farà la propria campagna elettorale e dopodiché insomma chi vince governerà il Veneto. Siamo ripartiti, siamo rientrati con lo scontro Fratelli d'Italia-Lega, uno scontro lungi dall'essersi concluso. Lasciamo la politica, andiamo a Trivignano, siamo in terraferma mestrina perché continua il problema della chiusura degli uffici postali nel veneziano, non solo nel veneziano. Ben 3 le manifestazioni questa mattina tra Venezia e la terraferma. Il nostro Filippo Fois ha seguito quella molto partecipata di Trivignano, vediamo. Quella che vedete alle mie spalle era l'ufficio postale di Trivignano, è chiuso da luglio e le prospettive non sono buone. I residenti stanno manifestando qui e da molto tempo sono impegnati in questa battaglia. Oggi addirittura in Comune di Venezia ci sono altre 2 manifestazioni, una davanti a un ufficio postale di Marghera che deve chiudere anche quello e un'altra a Venezia città, a Santa Elena. Noi siamo con Andrea Martella, che è segretario del Partito Democratico Veneto, nonché parlamentare. Che cosa ha detto oggi a questi cittadini? Ma ho detto che la battaglia che loro stanno facendo è anche la nostra battaglia, che siamo al loro fianco, ed è per questo che già nelle settimane scorse ho presentato al Ministero una interrogazione parlamentare per chiedere la riapertura dell'ufficio postale qui a Trivignano, sulla base di un ragionamento molto semplice. Una comunità ha bisogno di servizi, le persone che ci vivono hanno bisogno di poter avere dei servizi vicino a dove vivono e l'ufficio postale è fondamentale per garantire ai cittadini quella vicinanza anche delle strutture che servono quotidianamente per svolgere molte cose. Ed è negativo che da parte delle poste ci sia questo tipo di ridimensionamento, rispondendo a logiche che non sono quelle di un servizio pubblico. È una zona molto trascurata questa del Comune di Venezia, ci dicevano che non c'è neanche uno sportello bancario, per cui per fare qualsiasi cosa bisogna andare altrove. Ma infatti le poste svolgevano anche questo servizio bancario, e quando in una comunità si perdono realtà importanti viene meno il senso della comunità e soprattutto aumentano le difficoltà e spesso le solitudini dei cittadini. Per questa ragione che scuole, medici di base,
servizi postali, edicole sono fondamentali, ma naturalmente qui siamo per intervenire laddove esiste una società con capitale pubblico come le Poste, che deve dare delle risposte precise che noi continueremo a chiedere sia in sede parlamentare che a livello locale. Grazie ad Andrea Martella. In attesa di queste risposte, naturalmente la battaglia di questi cittadini qui come a Marghera Venezia prosegue. E poi c'è, a proposito di servizi che mancano, servizi che nascono, sapete la decisione sulla nascita, il nuovo tribunale della Pedemontana, però sono arrivati degli attacchi da parte dei presidenti degli ordini degli avvocati di Vicenza, Padova e Treviso, ma i legali bassanesi puntano al risultato finale e dribblano queste polemiche. Veniamo da tanti anni in cui sembravano volontà serie quelle che invece non lo erano. In questo caso qua devo dire che sono state rispettate le promesse e questo che le affermazioni di due sottosegretari diciamo ci confortano, perché l'idea del governo è di andare avanti. Gli avvocati bassanesi e quelli del comprensorio interessato dalla clamorosa novità applaudono a scena aperta l'arrivo della notizia riguardante il Tribunale della Pedemontana, al centro, nelle scorse ore, di un doppio annuncio da parte di ben due sottosegretari alla giustizia. In ballo c'è uno schema di disegno di legge che porterà alla riapertura di alcuni tribunali soppressi una dozzina d'anni fa, e quello di Bassano viene visto come una sorta di progetto pilota. Applausi a scena aperta, dicevamo, anche per le ricadute che il ritorno di un tribunale nella città del Ponte porterà per tutta l'area di competenza. Noi contiamo che con la ripresa dell'attività giudiziaria, con un movimento ulteriore di avvocati, tecnici, periti, tutto quello che ci gira intorno, con un circondario che diventa quasi 3 volte quello che avevamo prima, la cosa possa essere molto utile per la nostra città. Dati notevolissimi identificano un territorio che è stato selezionato da chi vuole riordinare la geografia giudiziaria proprio per le sue caratteristiche. Il 2% dell'export nazionale da quest'area qui, dove ci sono 500.000 abitanti. Le imprese, una presenza di imprese, 26 imprese per chilometro quadrato, quando la media nazionale è 13 o 16. Cioè c'è una necessità locale di avere un'amministrazione specifica. È ovvio che non è che porto via agli altri, individuo un'area che ha diritto ad avere un trattamento diverso. Insomma, le esigenze sono chiare e sono pure tante, ma sono tante anche le voci che si levano contro l'apertura del Tribunale bassanese, prime fra tutti quelle dei presidenti degli ordini degli avvocati di Vicenza, Padova e Treviso. Ognuno ha la propria opinione, sono tutte quante rispettabili, per cui per carità, poi c'è sempre, nelle aule di giustizia, come ha detto il sottosegretario una volta che è venuto a Bassano, è scritto in nome del popolo italiano. Qui ci sono 550.000 abitanti che l'hanno chiesto. Poi ci sarà un Parlamento, decideranno, però l'importante è che si sia arrivati a questo punto, che ci sia un provvedimento governativo e si dica che per questo territorio l'esigenza del Tribunale c'è. Prima di andare in pubblicità, un aggiornamento di cronaca che riguarda San Vito di Altivole. Siamo nella Marca Trevigiana. Ieri sera una rapina alla chiusura del CRAI di San Vito di Altivole. Banditi armati con arma da fuoco, non è ben chiaro se con pistola o fucile, hanno rubato l'incasso, 1.500 euro. Ovviamente molta paura fra clienti e dipendenti. È successo a San Vito di Altivole, un aggiornamento volante. Si è saputo soltanto poco fa di questo fatto di cronaca, l'ennesimo fatto di cronaca nella Marca Trevigiana. Pubblicità e poi torniamo. Ultimi minuti di Focus TG. Oggi pomeriggio a Bassano, nella chiesa degli Scalabrignani, alle 16 la cerimonia di ordinazione episcopale di padre Fabio Baggio, che il mese scorso è diventato cardinale per volontà di Papa Francesco. È tornato nella terra in cui è nato e da cui era partito da semplice sacerdote nel 1992. Lo scalabrignano Fabio Baggio, ora cardinale, riceverà anche l'ordinazione a vescovo proprio nella sua Bassano. È stata una richiesta particolare quando il Santo Padre mi ha concesso anche la possibilità di fare l'ordinazione episcopale dopo la creazione cardinalizia. Ho chiesto se era possibile farla al mio paese. Un ritorno alle origini, perché la mia fede nasce a San Lazzaro, nasce a Santa Croce, nasce a
a Bassano, nasce nel seminario Scalabrini, il famoso seminario Scalabrini di Bassano, dove dagli 11 anni, da quando avevo 11 anni, ho continuato a discernere la mia vocazione, dove ho scoperto anche la vocazione scalabriniana e la vocazione di servizio ai migranti. Il cardinale Baggio oggi è sottosegretario del Pontificio Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale ed è stretto collaboratore di Papa Francesco, che aveva già conosciuto alla fine degli anni 90 in Sud America. Da subito c'è stata una specie di intesa, ho notato una grande sensibilità nei confronti delle periferie e tante periferie che erano abitate anche da migranti, quindi il lavoro svolto anche con lui e grazie a lui nelle periferie a me ha dato tanto e sono sicuro che anche a livello di sensibilità è servito anche al Santo Padre proprio per crescere nella conoscenza di questa sfida, la sfida migratoria che è sempre presente. Baggio è anche direttore generale del centro di alta formazione Laudato Si. Il suo sguardo è universale, ma le radici non si dimenticano. Stavo ricordando Monteberico, la mia famiglia è sempre stata molto devota, in questo caso alla Madonna di Monteberico, a questa patrona anche della diocesi, a questa devozione molto speciale. E questo santuario per me è sempre stato un punto di inizio e di ritorno molto importante anche nella mia esperienza di fede. Gli resta anche la passione per la musica liturgica religiosa che in questi anni ha composto. Quando andrò in pensione riprenderò la musica, purtroppo il tempo è molto poco adesso, però rimane una grande passione. Oggi alle 16 la cerimonia a Bassano. È tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.